tanta nostra gente che si fidava, perché della banca, insomma, te fidi, c'è un rapporto e anni, e sono stati ingannati. Ora, chi ha sbagliato nella banca? O chi, per dire, artigiano che doveva accedere a un mutuo e lo obbligavano a prendere le azioni da una parte, certo, tutte queste robe qua. Cioè, lì bisogna che qualcuno risponda. Non è che in sto paese risponde solo i lavoratori, Io penso che qualcuno debba prendersela, esagero, perché deve prendere l'ergastolo, che questi signori qua non possono fare il bello, il brutto e il cattivo tempo, quindi chi ha sbagliato ed è dimostrato che ha sbagliato deve pagare caro. Sono d'accordo, c'è da fare un esercizio di responsabilità rispetto alla dirigenza precedente che deve pagare e risarcire tutti rispetto a una situazione che chiaramente è una situazione drammatica. Io parlo quasi quotidianamente con i nostri sindacalisti di Veneto Banca, tra l'altro il segretario generale della Fisat di Treviso è dipendente Veneto Banca, stanno vivendo una condizione drammatica, allucinante, drammatica, perché li si sta scaricando tutto addosso a loro.